Alleluia. Buonasera signori, buonasera a tutti, pace sia con tutti, in tutti i cuori. È un piacere essere qui questa notte, questa sera. Sono sicuro che oggi avremo una serata incredibile, perché prima che noi arriviamo qua, Dio era già qua. Lo Spirito Santo era già qua che ti aspettava, perché Lui ti ama e vuole versare su di te la sua meravigliosa presenza, la sua meravigliosa grazia, perché Lui ti ama, perché il nostro Dio è innamorato di noi, è appassionato por ognuno di noi. Amém? Volevo leggere un versetto, un capitolo che c'è scritto in Salmi, il Salmi 121, che dice così: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonocchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonocchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Amém? Nostro Dio è fedele. Nostro Signore è fedele. E Lui vuole il tuo cuore aperto questa notte. Lui vuole vedere il tuo cuore aperto per parlare con te. Lui vuole parlare con te. Quindi questa notte invito a tutti, apriamo il nostro cuore, adoriamo il nostro Signore, il nostro Salvatore Gesù Cristo, adoriamo nella sua presenza, perché come aveva detto, Lui è già qui, Lui è già qui, Spirito Santo è già qui, amém? Pai, em nome de Jesus, entregamos essa noite em Tuas mãos, te convidamos, Senhor, vem nesse lugar, porque nós queremos adorar o Senhor, mas queremos adorar o Senhor na Tua presença. Então te convidamos, faça-se presente nesta noite, Senhor, e que o Senhor abra o nosso coração, e que o Senhor manifeste nesse lugar a alegria da salvação em cada coração, que o Senhor manifeste, Senhor, a alegria e a gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, e que um dia o Senhor ainda fará, muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, porque nós acreditamos que o Senhor é um Pai presente maravilhoso. Abençoe esse momento, abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Aleluia, un applauso al Signore Gesù, a Lui che regna. Lui merita tutta la lode, tutto l'onore. Lui che ti ha salvato, che ha rotto le catene del peccato, ti ha tolto dal fango del peccato e ti ha salvato. Schiacciava il peccato che era in me. Non riusciva a lasciarlo, ma poi la luce tua entrò in me. Respiravo ma non vivevo, nascondevo le mie paure fino a che
Alleluia, quanti di noi eravamo perduti? Il Signore con la tua potenza ha fatto miracoli. Ha dato la sua vita nel cambio della tua, della mia, della nostra vita. Ero perduto e mi ha salvato, catena rotto, la luce gloriosa, senza rifugio, orfano ero, ma mi ha chiamato cittadino. Rotto ero dentro, lui mi ha guarito, il tuo amore nell'aria respiro. Ho un futuro, mi ha aperto gli occhi quando hai chiamato me. Sono fuori dal buio, gloriosa luce in me. Tu mi hai chiamato, sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce in me. Tutti così, ero perduto, e mi hai salvato. Catena rotta, la luce gloriosa, orfano ero, Ma mi hai chiamato. Rotto ero dentro, tu mi hai guarito, il tuo amore nell'aria respiro. Ho un futuro, mi hai aperto gli occhi quando hai chiamato me. Fuori dal buio, gloriosa luce in me. Tu mi hai chiamato, sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce in me. Alleluia! Alleluia! alleluia, 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 tu ci hai salvato, Signore, alleluia, catena hai rotto, ci hai fatto vivere una luce gloriosa, Signore. Grazie, Signore, per il tuo sacrificio, grazie per il tuo amore, grazie, Signore, perché non ci lasci, Signore, anche quando siamo in mezzo alla tempesta. Grazie, Signore, perché non ci lasci anche quando siamo in mezzo alla tribolazione. Signore, con te, Signore, noi possiamo andare oltre l'impossibile. Con te noi possiamo andare oltre all'impossibile, Signore. Io credo nel Dio dell'impossibile. Io credo che puoi fare ogni cosa. Io non vivrò per ciò che vedo. Io posso andare in te, cadono, porte si aprono. Io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite. Io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce. Non temo le onde della tempesta. La tua voce
te. porte si aprono, io posso andare oltre l'impossibile, in te non c'è limite. Io tutto posso. Io tutto posso, l'inferno trema al suono della tua voce. La tua voce. Non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la paura in me, vittorioso nella battaglia, non temerò il Sempre. non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la paura in me, vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Alleluia. La canzone che abbiamo appena cantato, la prima frase del ritornello diceva: non temo le onde del mare, la tua voce calma il mare, toglie la paura che c'è in me. E questa prossima canzone che noi canteremo parla proprio di camminare sulle acque. Tutti voi conoscete, penso, la storia, no? Dell'apostolo Pietro che ha camminato sulle acque. E magari molti si ricordano soltanto della parte in cui lui ha affondato e Gesù gli ha detto: uomo di poca fede. Solo che io credo che per dare un singolo passo sulle acque serve molta fede. E io ti chiedo oggi, se Gesù ti chiamasse più vicino a lui, ma questo comportasse dare un passo nell'incertezza, dare un passo sulle acque, tu cosa faresti? Saresti disposto ad abbandonare la certezza che hai dentro la barca per andare nell'incerto, nell'ignoto? Voi tutti siete già andati al lago, in piscina, appena metti un piede sulle acque tu affondi. Ma lui ha avuto il coraggio di mettere il suo piede fuori perché ha ricevuto un ordine da Gesù. Lui ha detto: Signore, chiamami, comandami di camminare sulle acque con te. E Gesù gli ha detto: vieni. E lui, con tutta la fede che aveva, anche se era poca, è riuscito a camminare sulle acque. E io chiedo a te: hai almeno un briciolo di fede per camminare sulle acque? Hai il coraggio questa sera di avvicinarti a Gesù anche se dovessi camminare sulle acque? Camminare con Gesù non sempre è camminare su terraferma. Tutti i giorni ci chiede un passo di fede. E io non so qual è questo passo di fede che Gesù sta chiedendo a te questa sera, ma so che c'è un passo di fede da dare. E Dio ti chiama più in profondità, perché è soltanto quando cominciamo a camminare e ci arrendiamo a Lui che Lui potrà usarci per davvero. Tu mi chiami sulle acque, dove i miei piedi non possono restare, e lì ti incontro in un mistero,
mezzo al mare. Cominciamo da capo, tu mi chiami. Tu mi chiami sulle acque. Dichiara dove i miei piedi, dove i miei. E mi incontri in un mistero. In mezzo al mare confiderò e al tuo nome chiamerò e oltre le onde guarderò. Se cresce il mare soltanto in te confiderò, perché sei mio e sono tu mi chiami sulle acque, dove i miei piedi non possono restare, e lì ti incontro in un mistero, in mezzo al mare confiderò e al tuo nome chiamerò e oltre le onde. E se cresce il mare soltanto in te confiderò, perché sei e sono tua. E sono tua. Spirito, io voglio andare dove sei tu. Guidami, perché di te io mi fido, sulle acque io cammino. Voglio andare più vicino. Guidami, guidami, perché di te io le acque io voglio andare più vicino. Guidami, perché di te io mi fido, sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Guidami, perché di te
cresce il mare, soltanto in te confiderò, perché sei mio. E al tuo nome, e al tuo nome chiamerò, e oltre le onde guarderò, e se cresce il mare soltanto in te confiderò, perché sei mio e sono tua. Sono tua. Spirito Santo, guidaci, guidami, perché di te io mi fido, sulle acque io cammino. Dimmi dove vuoi che io vada. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Guidami, perché di te io mi fido, sulle acque io cammino. Dimmi dove vuoi. Io voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Dichiara, guidami, guidami, perché di te io mi ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Voglio stare dove sei tu, Gesù. Voglio stare in tua presenza, Gesù. Portami dove sei tu, portami dove io posso trovarti in profondità. In profondità. Santo, Santo. Santo, Santo. E se oggi senti questa voce di Gesù che ti chiama, non esitare. Non esitare, soltanto vieni. Dai il passo e Lui farà il resto. Noi camminiamo per fede. Noi viviamo per fede. Stare in tua presenza.
Mentre tu canti, guidami, Signore, il Signore ti dice: vieni, non avere paura, basta avere fede. Ti farò camminare oltre l'impossibile, ti farò camminare oltre le onde, ti farò saltare le mura. Mentre tu dici: Signore, guidami, il Signore ti chiama, vieni. Il Signore ti chiama, vieni. Il Signore ti chiama, vieni, 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 non avere paura. Anche tu puoi camminare sulle acque. Puoi vivere un miracolo oggi. Anche tu puoi vivere il miracolo. Anche tu puoi vivere un miracolo. Anche tu puoi camminare sulle acque. Il Signore viene di contro con te. Il Signore è la metà delle strade con le braccia aperte ad incontro a te. Guidami perché di te io mi fido. Sulle acque io cammino, dimmi dove voglio vada. Voglio andare più vicino al tuo volto, grandire la mia fede, Voglio stare in tua presenza. Guidami perché di te io mi fido. Sulle acque io cammino, dimmi dove voglio vada. Voglio andare più vicino, grandire la mia fede. voglio stare in tua presenza. La presenza, tua presenza, tua presenza, tua presenza.
Aleluia. 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 Tu pode celebrar em nome do Senhor com essa cera? Alza la tua mano e ringrazia il nome di Gesù. Gesù, grazie. Gesù, grazie. Gesù, grazie per il privilegio, per l'onore, Signore, di essere qui. Grazie, Signore. Grazie, Padre. Grazie, 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 Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, grazie. Grazie. Amém. Amém. Ti chiedo di fare un applauso al nostro Signore Gesù. E potete sedervi. Alleluia. Alleluia. Bem. Se posso avere un po' d'acqua subito? Alleluia. Amém. Come state? Tutto bene? Aprite le vostre Bibbie in 1 Pietro 5, versetto 8 e 9. Per dire la verità, io non so bene come cominciare questa predica. Ho già detto qua al Be Brave che quando io devo predicare, Dio mi fa vivere la predica prima che io predichi. E di solito non sono situazioni, non sono belle situazioni, che sono delle provazioni. Sono cose che noi affrontiamo. E io vi dico, io sono credente da 39 anni, come sempre dico qua. Sono felice di essere credente da 39 anni. La miglior scelta che potevo fare nella mia vita è questa, di vivere per Dio tutta la mia vita. Non potrei vivere senza Dio. E so che, anche se non ho provato a vivere là fuori, so che là non c'è niente per me. Però noi sentiamo tanto in tutta la nostra camminata con Dio, a volte noi sentiamo degli slogan di cose che dicono e che diventano un'abitudine sentire, però non diamo il valore sufficiente a queste parole. A volte non diamo l'importanza sufficiente a queste parole. C'è stato il camp Fusion e dopo 5 giorni dopo una ragazza di questa chiesa ha detto che non avevano dormito tutta la notte, mi hanno chiamato e mi hanno detto così: Pastore, abbiamo bisogno di parlare con te. Cioè, erano disperate. Ho detto, spero che sia una cosa veramente seria, perché mi stanno scrivendo da tutta la notte. Spero che sia una cosa seria.
E quando sono arrivato là questa ragazza ha detto così: pastore, il diavolo vuole ucciderti, il diavolo vuole uccidere la tua famiglia, il diavolo vuole uccidere la tua casa. E lei piangeva, era disperata e parlava con un impulso molto forte così. E ho detto: calmati, calmati. Io so che il diavolo vuole uccidermi. Il diavolo vuole uccidere tutti noi cristiani. Tutti i giorni il diavolo vuole ucciderci. Ho detto: stai tranquilla. Ma fin quando non viviamo qualcosa sulla nostra pelle, noi non capiamo che cosa sta succedendo. E non vi racconterò qua, in questo luogo, davanti a una telecamera, cosa è successo. Ma settimana scorsa io ho avuto un confronto faccia a faccia con il diavolo. Proprio faccia a faccia. C'è stata anche la sorella Natalia, che aveva sognato questo nello stesso giorno che è successo. E lei ha sognato che qua davanti al pulpito c'era una bara e dentro questa bara c'era il pastore Enrico. E aveva sognato anche altre cose. E finché quando tu non vivi questo, tu non capisci. E quando io ho affrontato veramente il diavolo faccia a faccia, mi è venuta una disperazione. Ho detto: il diavolo vuole uccidermi, il diavolo vuole uccidermi. Come se io non avessi mai sentito questa frase. Da quanti anni noi sentiamo questa frase? Il diavolo vuole ucciderti. Perché noi sappiamo che noi siamo l'opposizione di quello che lui vuole fare in questa terra. E quindi è normale che il diavolo vuole ucciderti. Ma fratelli, vi dico che in 39 anni della mia vita non avevo mai sentito questa frase come lo sento adesso. Il diavolo vuole veramente uccidere ognuno di noi. E forse tu non dai importância oggi. Forse tu non capisci quello che succede nelle aree dei cieli oggi. Ma c'è un movimento contro la vita dei cristiani su questa nazione. C'è un movimento contro la vita dei cristiani su questo mondo. E il diavolo non vuole uccidere altro a non essere te che parla dell'amore di Gesù e che guadagna anima per il regno di Dio. Il diavolo vuole uccidere noi cristiani. E quando ho avuto questa esperienza faccia a faccia, era una settimana molto difficile, molto difficile, combattimento su combattimento, provazioni su provazioni. In un certo punto ho detto: questa settimana il diavolo sta cercando di uccidermi. Ma ho detto così perché erano tante cose succedendo allo stesso tempo. Ma veramente, quando tu stai faccia a faccia e tu capisci che veramente lui trama contro la tua vita. E è stato molto bello perché quella settimana io ho cantato tutta la settimana, ho ascoltato una canzone che mi ha mandato la sorella Fabrizia del Brasile, che si chiama Escape, che diceva così: non smettere di lottare. Puoi mettere per me la frase qua? Diceva così: in tempo di guerra non smettere di lottare. In tempo di guerra non smettere di lottare. In tempo di guerra non smettere di lottare. E poi il giorno seguente, da quando ho avuto quel confronto, quell'esperienza mai vissuta nella mia vita, io ho riascoltato questa canzone e ho detto: Dio mi stava avvisando tutta la settimana. Il diavolo armato ha fatto qualcosa perché voleva uccidere veramente, non spiritualmente ma carnalmente. Io non ho mai sentito questa frase così come io sento adesso. Volevo leggere per voi 1 Pietro, versículo 5 e versetto 8, capitolo 5, versetto 8 e 9, dice così:
Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente, cercando a chi possa divorare. Fratelli, vorrei che voi avreste la consapevolezza che io ho in questo momento di come Satana ogni giorno cerca di fermare la tua casa, la tua vita, la tua famiglia, il tuo lavoro, il tuo ministero, la tua chiamata e il tuo proposito. Io vorrei che voi avreste avuto la stessa convinzione che io adesso. In Efesini 6:10 dice così, che il nostro combattimento non è contro carne o sangue, ma contro potestà. Il nostro combattimento, Efesini 6:10, il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Fratelli, molte delle volte noi combattiamo uno con gli altri, ma il nostro combattimento non è uno contro l'altro. È contro principati e potestà che si alzano per fermare questa chiesa, che si alzano per fermare la tua vita, che si alzano per fermare il tuo ministero. E molte delle volte noi pensiamo che questo succederà in un modo gigante e che noi, no, Satana cerca di mettere litigio tra di voi, litigio tra la famiglia, litigio tra la chiesa, litigio tra la coppia. Questo Satana vuole fare. Perché a volte noi non percepiamo, ma ogni volta che Dio ci chiama per fare qualcosa, l'inferno si alza per fermare questo. Ogni volta che tu ti alzi per fare questo, per fare qualcosa per il regno di Dio, l'inferno si alza. E non pensare che è solo contro la mia. Io ho avuto questa esperienza faccia a faccia. E da quel giorno in poi ho cominciato a vedere il mondo spirituale con occhi molto diversi. Molto diversi. Molto diversi. Perché il diavolo viene bramando come un leone, ruggendo per distruggere. Per questo la parola dice: siate sobri e vegliate. Oggi si parla tanto di preghiera, ma la preghiera dice, prima della preghiera dice: vigiai e orai, vigilate e pregate. Vigilate e pregate. Siate sobri e vigilanti. Siate sobri e vigilanti. Perché se noi ci denominiamo guerrieri di questo tempo e non vigiliamo, è facile che il nemico ci butti giù. È facile che il nemico ci butti giù. E ti diceva altro questa ragazza, che davanti alla chiesa c'era una nube nera che voleva spegnere il fuoco di coloro che cercavano la presenza del Signore. E volevo chiedere ai giovani che sono andati all'accampamento: è stato un fuoco che ha bruciato dentro il cuore di ogni giovane. Sono usciti da trasformati, cambiati. Non lasciare che il nemico spegna questo fuoco, perché è questo che il nemico ha cercato di fare tutto questo tempo. È tutto questo tempo che noi siamo usciti dall'accampamento, il nemico non ha fatto altro che cercare di spegnere il fuoco che Dio ha messo dentro di voi. Ma non è venuto così: spegne questo fuoco, no. Ha messo la pigrizia, ha messo la mancanza di preghiera, ha messo la mancanza di disciplina, ha messo la mancanza di Dio, ha messo la mancanza della ricerca. Domani lo fai? No. Dio vuole che noi facciamo oggi. Io so che i giovani stanno leggendo Atti degli Apostoli, vero? Quindi se vi faccio una domanda sapete rispondere. O testo che eu voglio condividere oggi con voi è in Atti degli Apostoli, capitolo 16. Non siete arrivati fino lì, no? Peccato. 16 e versetto 16.
Sapete che il mio personaggio biblico preferito è Paolo? Perché lui era molto forte. E vi rivelo una cosa, ogni volta che qualcuno si lamenta, c'è troppa provazione, c'è troppa difficoltà, c'è troppa questo, io dico, leggiamo il libro di Atti insieme. Perché qua ci racconta la vita di un cristiano che ha vissuto e ha combattuto fino alla fine, che non ha mollato neanche un minuto. E il tema di questa predica è: in tempo di guerra non smettere di lottare. Ma io voglio aprire i tuoi occhi questa sera per qualcosa che forse tu non vedi come guerra. Oggi noi viviamo e noi pensiamo la guerra sarà quando io andrò a predicare fuori e le persone cercheranno di uccidermi, il diavolo cercherà già di uccidere. Il diavolo cerca già di fermarti. Il diavolo cerca già di non farti continuare il percorso che tu hai intrapreso con Dio. In Atti dell'Apostolo 16 dice così: mentre andavamo al luogo di preghiera, tu puoi ripetere con me così? Mentre andavamo al luogo di preghiera, questo era Paolo. E questo era Paolo prima di una situazione che noi conosciamo tanto, che noi preghiamo qua, che noi cantiamo qua, che noi parliamo. Questo era Paolo prima di cantare nella prigione e le catene spessare e le porte della prigione aprirsero. Questo era Paolo, un Paolo posizionato, un Paolo che andava in preghiera. E oggi c'è una bugia che il diavolo ci racconta, è che quando io sono protetto, quando io prego, Satanás non può venire contro la mia vita. Satanás è andato a affrontare Gesù quando Gesù aveva digiunato 40 giorni. Chi siamo noi? Satanás è andato a affrontare Gesù. Chi siamo noi? Mentre Paolo andava posizionato a pregare, perché Paolo non si fermava mai. Quando Paolo andava a pregare, incontriamo una serva posseduta da uno spirito di divinazione, facendo indovina. Essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei messa-se a seguire Paulo e noi. Gridava: questi uomini sono servi di Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Così fece per molti giorni, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo Spirito: io ti ordino nel nome di Gesù che tu esca da costei. E ele uscì in quell'istante. Paolo stava andando a pregare. E mentre Paulo stava andando a pregare, Satanás stava tramando contro la sua vita. Paulo stava andando in un luogo di preghiera. E mentre lui stava andando, Satanás stava tramando contro la sua vita. Non è che Paulo stava andando in un luogo di preghiera. E mentre lui stava andando, lui è invencibile, indistruttibile, Iron Man, il Super Paulo. Não, lui stava andando e il nemico stava tramando contro la sua vita. E allora Paulo ha fatto questo, ha detto agli spiriti di uscire e sono venuti, hanno preso Paulo e hanno messo in prigione. Hanno messo Paulo in prigione. E una domanda che io ti faccio questa sera: se oggi Dio permettesse che io, Enrico o qualsiasi persona qua, che tu reputi una persona di Dio, andasse in prigione, come tu la giudicheresti? Tu diresti è in peccato? O tu diresti há um propósito em questo?
Porque nós dobbiamo capire, Chiesa, che oggi il nemico sta tramando contro la nostra vita per distruggere il nostro ministero e mettendo false cose in mezzo alla Chiesa. E questo stanno distruggendo Chiesa. Se hoje o inimigo se alça e dice contro la vita di John, di Gabi, di Enrico, di Rose qualcosa, o li metto in prigione, cosa tu diresti? Non sono di Dio. Io voglio farti capire una cosa: il nemico trama contro la tua vita ogni giorno. E quando Paolo è stato messo in prigione, io voglio raccontarvi la storia e poi comincio a predica. E quando Paolo è stato messo in prigione, tutti sapete cosa è successo. Loro hanno messo là nel più, hanno detto: vigilate questo qua, perché lui sta facendo casino. Loro hanno messo lui in un angolo più nascosto, hanno incatenato i loro piedi, perché avevano paura che loro scappassero. E questa è la storia che noi conosciamo. Paolo ha cominciato a cantare e a lodare Dio, e le porte della prigione si sono aperte. E le porte della prigione si sono aperte. E se non percepite, qua Paolo sta vivendo una guerra. La guerra dei cristiani è così. La guerra dei cristiani viene per distruggere e dire che Paolo non era uno venuto da Dio. La guerra dei cristiani è questo, che viene per distruggere e dire che tu non sei stato scelto da Dio. La guerra dei cristiani è questo, che dice che tu non hai una chiamata, che tu non devi posizionarti, che tu non devi fare niente, che tu devi stare seduto a guardare la live in casa. Tu che stai guardando la live in casa, lì non è il tuo posto, è insieme alla Chiesa qua il tuo posto. Perché oggi il diavolo ci ha messo noi nel comodismo. E noi non capiamo che questa è una guerra. E noi non capiamo che il comodismo oggi è una guerra. E noi non capiamo che la mancanza di posizionamento oggi è una guerra. E noi non capiamo che la mancanza di carattere oggi è una guerra. Noi non capiamo che la mancanza di sobrietà oggi è una guerra. Noi non capiamo che la mancanza di vigilanza oggi è una guerra. E il diavolo vuole zittire la tua voce. Il diavolo vuole fermare la tua voce. E io voglio che tu capisca questo. Io voglio che tu esca di qua vigilante. Eu não voglio che tu abbia paura del diavolo. Ma sia perso la consapevolezza. Io mi ricordo che quando ero piccola si veniva ministrato molto sull'inferno. Si parlava tanto dell'inferno. Si diceva tanto dell'inferno. E non si predicava in culto nascosto, non si predicava alla Chiesa. Si predicava alla Chiesa: l'inferno è reale, Dio sta tornando e il diavolo va a radunare più persone possibili per andare con lui. Ma io e te dobbiamo capire che noi stiamo vivendo una guerra. Tu che sei venuto di Guinea-Bissau, tu stai vivendo una guerra. Dio ti ha portato qua per vivere una guerra insieme. Tu che sei venuto dalla Polonia, Dio ti ha portato qua. Tu che sei venuto dal Brasile, dall'Italia, dalla Colombia, del Perù. Noi dobbiamo capire che esiste una guerra che il diavolo vuole che tu perda. E lui trama lacci contro la tua vita. E Paolo stava vivendo questo in quel giorno lì. Ma ciò che fa ridere in questa storia è che Dio prende le cose che il diavolo fa e lo butta contro di lui. E le trasforma in un'arma contro di lui. Perché il diavolo non sa i piani di Dio, ma Dio lo sa. E non c'è nessuno che si alza contro la Chiesa di Dio. Non c'è nessuno che si alza contro il regno di Dio.
posso anche fare danni, posso anche mettere in prigione, ma nella prigione nasce una nuova chiesa, nella prigione nasce lode al Signore, nella prigione nasce un nuovo adoratore, nella prigione Dio salva a persona. L'inferno può alzarsi contro la chiesa, qualsiasi persona possa tramare contro la chiesa, ma quando Dio brada, ma quando Dio alza la sua voce, l'inferno trema e l'inferno è schiacciato via e Dio compie il suo proposito. Non esiste guerra che l'inferno può vincere contro la tua vita. Non esiste guerra che l'inferno possa, se tu hai da parte Dio dell'Altissimo. Non esiste guerra che l'inferno può contro di te, che ti farà morire senza vivere un proposito nella prigione. Se Paolo fosse morto nella prigione, lui sarebbe morto vivendo un proposito di Dio, salvando anima. E lui era per questo che era chiamato. Posso morire per questo. E lui non si portava. Ma io non voglio metterti paura. Io non voglio metterti paura. Io voglio dirti che si può vincere questa guerra, ma non dobbiamo essere vigilanti. Non dobbiamo ritornare a guardare le cose. Io non sono una che spiritualizzo tutto, non sono. Ma io so che Satanás, che sono tante cose che Satanás lo fa. Sono tante cose che Satanás lo fa. Sono tante cose che Satanás mette nella mente della persona che non esistono. Non esistono. Forse tu pensi, quella sorella non piace a quella sorella. Bugia di Satana. Forse tu dici non piace alla pastora, al pastore, al fratello, all'altro fratello. Bugia di Satana. E com'è che tu stai vivendo questa guerra? Mettendo la tua mano sulla tua testa e dici: Satana, nel nome di Gesù, spirito di oppressione della mia mente, cade per terra nel nome di Gesù. O tu stai dicendo: è vero, non vado più in chiesa, sarò qua, guarderò le live dei pastori che mi piacciono di più. No, in casa non è il tuo luogo. In casa non è il tuo luogo. Noi siamo uno in Cristo, tu devi venire qua. Almeno una volta alla settimana, è un culto alla settimana. Io andavo 5 volte alla settimana. Sembro vecchia, vero, quando dico questo, sembra a mia mamma che dice: io quando ero piccola andavo tante volte, ma io ci andavo tante volte. Domenica mattina alle 8 di mattina, scuola biblica domenicale, pomeriggio, lunedì, martedì, mio papà è un pastore, lui predicava, sai cosa? Nel culto della disciplina, come si devono vestire i cristiani. E io dovevo andare, martedì, mercoledì, giovedì, culto di preghiera. Capodanno si inginocchiava e stava 3 ore, 2 ore pregando. E non sto dicendo che è sbagliato fare qualsiasi, no, è sbagliato che noi viviamo in questo tempo come se non ci esistesse una guerra, come se il diavolo non affronta ogni giorno sulla tua vita, come se il diavolo non volesse distruggere la tua vita ogni giorno. Lo fa ogni giorno. Io voglio prendere qualcosa di questo testo. Qua in questo testo noi vediamo un Paolo posizionato. Lui non era un credente che dice: guarda, il diavolo mi ha attaccato, e non pregava, non veniva in chiesa, non leggeva la Bibbia, non faceva niente, e dice: io non c'ho più forza, non c'è più forza perché non sei posizionato. E io prego molto sul posizionamento. Perché è un tempo in cui Dio ha bisogno di persone posizionate. In cui Dio non ha bisogno di persone che vivono solo di quello che c'è su internet, di quello che postano su internet o quello che si vedono su internet. Dio non vuole persone
che vivono una vita da internet. Dio vuole una persona che vivono posizionati e che Lui possa chiamare. Ecco un guerriero che cammina. Ecco un guerriero che io posso contarci. Ecco un guerriero che non sente le parole del nemico. Ecco un guerriero che mentre lo mettono in prigione continua a lodare. Ecco un guerriero che nel mezzo alla guerra non smette di lottare. Ecco un guerriero. Paulo stava andando a pregare. Il nemico ha armato uma cilada contro di lui. Uma cilada, come si dice? Una trappola contro di lui. Ma come se non succedesse, è come se non succedesse niente. È come se non succedesse niente. Paolo è andato liberamente in prigione, ha fatto le sue cose, come se fosse un'abitudine. È andato in prigione. La seconda cosa. Mi sono perso un attimo qua. Allora, sono trovata. Il nemico ci vuole. Il nemico non ci vuole posizionati, perché se tu ti posizioni, non sto dicendo sono debole nella fede, ma non compri niente di quello che Dio dice, non prega, non digiuna, non legge la Bibbia, non adora il Signore, non viene in chiesa. È ovvio che il nemico è facile, un bersaglio facile, ma anche quando noi preghiamo, il nemico ci attacca. Ma quando noi siamo posizionati, la storia è diversa, molto diversa, molto diversa. Paolo era posizionato e la seconda cosa che Paolo era vigilante. Vigilante. Perché vigilante? Perché il nemico non ha distratto lui. Sai quando il nemico ti attacca e tu dici sono senza forze? Il nemico ti attacca e dici non ce la faccio più neanche a lodare Dio. Non ce la faccio più a ballare, non ce la faccio più a predicare, non ce la faccio più neanche a pregare. Il nemico ha attaccato Paolo, ha messo lui in prigione, ma nella prigione non ha smesso di lottare. Nella prigione non ha smesso di lodare. E c'è un versetto che dice così, in Giacomo 5, versetto 13, dice che chi è triste preghi, ma chi è allegre, gioioso, che canti lodi al Signore. Allora, questo versetto non si abbina con questa storia. Questo versetto non si abbina con questo che Paolo stava vivendo. Perché se oggi ti mettessi in una prigione, tu dici, gloria, gloria, alleluia. Fratelli, noi ci siamo indeboliti tantissimo, che se qualcuno dice no, o ti corregge, o ti dice qualsiasi cosa. Io amo le parole che ti mettono in posizione, che ti rialzano e dici, oh, tu che dormi, alzati di una storia tramite la tua vita. Stai piangendo solo perché hanno sparlato di te? Paolo in prigione cantava e adorava il Signore mentre aveva i piedi incatenati, mentre aveva schiacciato un demone e andava a pregare. E oggi se tu fai tutto, io sto lavorando nella casa del Signore, ma il nemico, ma le persone parlano male di me, smetto di lavorare per Dio. Come stai affrontando questa guerra? In tempi di guerra non smettere di lottare. In tempi di guerra non smettere di lottare.
Guarda la tua vita, guarda la tua casa, guarda la tua famiglia. È ovvio che Satana attaccherà la tua casa e la tua famiglia, però oggi noi non capiamo cosa sta facendo Satana, perché non siamo più vigilanti. Noi ricordiamo di, Signore, toglimi dalla valle, toglimi dal deserto, Signore, toglimi da questa provazione, toglimi da questa situazione, Signore, liberami da questa situazione che sto vivendo. Ma il Signore dice: vigila, che tu sei un guerriero. I guerrieri sono sempre vigilanti e posizionati. I guerrieri non si guardano attorno. Il guerriero, anche ferito, lui si protegge. Se ti hanno ferito qua, Dio ti ha dato un scudo. Tu alza lo scudo e dici: tu mi hai attaccato, ma io sopravviverò. Tu mi hai attaccato, ma io continuerò a combattere fino alla fine. Esiste un proposito nella tua guerra. Esiste un proposito sulla tua vita. Esiste un proposito sulla tua storia. Non pensare che se tu sei in una prigione, non pensare che se tu sei in una situazione difficile, non pensare che non esiste un proposito lì. Cominci a guardare intorno a casa tua. Comincia a guardare le anime che sono intorno a casa tua. Tu non sei in una prigione, ma a volte ci sentiamo più che in una prigione. Signore, io non posso perché questa persona non mi parla, io non vado là. Io ultimamente da 6 mesi, 7 mesi sto chiedendo: Dio, dammi un'opportunità, dammi un'opportunità di parlare, Signore, dove io sono, in qualsiasi luogo io vada. Se io vado in una festa, Signore, a Breve è venuto 4 donne, in cui io sono andata in un compleanno, che c'erano 5 donne, e 4 di queste donne sono venute in chiesa, perché ho chiesto a Dio: dammi un'opportunità di parlare del tuo amore dove io sia e dove io vada. A volte chiedo alla Gabi, qualcuno ha cominciato a seguire la chiesa? Perché a volte siamo al supermercato e io incontro qualcuno che non vedo da anni e comincio: wow, Dio mi ha fatto incontrare te. Guarda, qua c'è Instagram della chiesa, segui o Instagram della chiesa, vai di qua. Se noi non capiamo chi siamo e come dobbiamo comportarci, il nemico farà festa e noi pensiamo che perché noi siamo in provazione non esiste una guerra contro la tua vita. E come tu vivrai questa guerra si dirà come tu uscirai di questa guerra. Tu hai già pensato che esiste un proposito nel luogo che tu sei? Tu hai già pensato che esiste un proposito dove Dio ti ha messo? Tu hai già pensato che esiste un proposito nella tua casa, nella tua famiglia? Tu hai già pensato questo? Forse tu stai chiedendo a Dio: Dio, toglimi da qui. Ma Dio dice: c'è un carceriero che tu devi convertire. Nella tua prigione c'è un carceriero che tu devi convertire. Nella tua prigione c'è un'anima che tu devi salvare. Nella tua guerra c'è una persona che tu devi guadagnare per Gesù. E esiste un proposito lì. La terza cosa che io vedo in questo testo è che Paolo era direzionato. Direzionato. Vi ricordate che loro cantavano e le catene si sono spezzate? Vi ricordate che loro cantavano e le porte si sono aperte? E Paolo poteva pensare a un'opportunità, è stato Dio. Perché anche così Satana agisce, portando in un luogo dove tu non devi stare, trascinando-ti in un luogo dove tu non devi andare,
portando in una parte che tu non devi fare, facendoti vedere qualcosa che tu non dovresti fare. E se tu sei vigilante, tu sei anche direzionato. Se tu vigili, tu sei anche direzionato. Porque em quel momento Paulo não se é moço. Porque quando succede qualcosa nella nostra vita, la prima cosa è fare compriamo, facciamo, corriamo. Non hai mai pensato che forse non dovresti andare, uscire, scappare, fuggire, uscire dal luogo dove Dio ti ha messo, ha permesso che tu entrassi perché esisteva un proposito? Non so se stai pensando hoje di scappare dall'Italia. Tu hai già pensato un po' di volte? Ci sono già andata con valigia, vero amico? 2011, prima di sposare con Enrico, quasi lui mi ha persa. Poverino. 2011 ho lasciato la mia casa, preso tutte le mie cose, mia sorella è andata in Brasile, sono andata insieme a lei, non ci avevo neanche documenti per tornare, ho preso tutta la mia valigia, ho messo tutte le cose dentro, ho detto ad Enrico, non so se torno, era una scena di un film, Enrico, io che andavo, Enrico così. La Chiesa, sta piangendo Andrea. Veramente, in mezzo all'aeroporto, quella scena di film, lui che piangeva. E io sono andata per rimanere lì. Enrico mi chiamava, io non volevo tornare. E lui chiamava la mia sorella. E io ero certa che dovevo andare lì. Dio mi ha preso lì, mi ha rotto lì. Non ci avevo posto da dove andare. È successo un caos gigante nella mia casa, nella mia famiglia, con i miei, cosa che non era mai successo prima, mai visto una cosa del genere. E come sono una bella colerica, dovuto entrare in mezzo. Sono rimasta ferita da tutta la situazione e non ci avevo dove andare. E allora c'avevo un ragazzo qua che mi aspettava per vivere un proposito di Dio insieme a me. Perché io ho scappato dal proposito di Dio perché mi sembrava molto più facile. Se tu vivi una guerra qui e pensi di scappare perché hai visto una soluzione, non saprai mai cosa è vivere fuori dalla direzione di Dio. Vivere fuori dalla direzione di Dio è distruggente. Vivere fuori dalla direzione di Dio ti distrugge l'anima. E se oggi tu sei fuori dalla direzione di Dio, tu ti senti infelice, triste, non ti senti amato, non ti senti capito, ti invito a ritornare nella direzione di Dio. Ritorna nel posto in cui Dio ti ha messo. Io sono passata, dopo stare qua 4 anni, senza documenti, sono rientrata in Italia, passata tremando, vero? Non è che dico, sono passata così, sono passata tremando, cioè quasi, quando estiver frente ao mar, non puder, è stato un mese terribile. Perché io non sapevo quello che Dio voleva per la mia vita. E io sentivo, c'ho la mia famiglia, ma Dio ha fatto scappare la mia famiglia. Io sono rimasta da sola, senza un posto dove andare.
Una esperienza terribile, che non abbiamo capito fino ad oggi come è successo. Ma io sapevo, hoje eu so, perché esisteva un proposito. Quindi non scappare dal tuo proposito. Fa male a volte. Ti crea ferite. Distrugge la nostra anima. Ma non c'è luogo che sia più perfetto che la volontà del Signore, che la direzione del Signore. Le porte si sono aperte. Paulo poteva scappare. Ma Paulo non voleva uscire di là in questo modo. Se voi continuate a leggere il capitolo, perché noi a volte leggiamo questo e Dio ha fatto un terremoto e ha fatto. No. Sai, è quasi un sabor di mel essa storia aqui. Perché Paulo ha detto, hanno detto, non potete tenere qua perché questi sono romani, perché avrete dei problemi. Ha detto, allora lasciamo loro. Paulo ha detto, non così. Ci accompagneranno fuori e li vedremo in colerico. Paulo, ci hanno messo qua davanti a tutti, adesso ci accompagneranno fuori. Satana ha cercato di uccidere Paolo, messo Paolo in prigione. Paolo ha continuato e non ha smesso di lottare mentre era in prigione. Il nemico ha dovuto fare... No, Dio ha convertito una persona, Paulo ha guadagnato una persona per Gesù, tutta la sua casa, e non si sa quante persone si sono convertite tramite questa storia. E Paolo è uscito accompagnato. Coloro che non smettono di lottare in mezzo alla guerra saranno onorati dal Signore. Dio ci honra dopo la guerra. Sai quando i guerrieri tornano dalla guerra? Sai quando i guerrieri tornano vivi dalla guerra? Sai quando i guerrieri sono là messi davanti a tutti e dicono, questo guerriero è andato in guerra e è tornato, e è vivo, e non ha mollato, e ha continuato a combattere per la nostra nazione. È così che Dio che vuole fare con te. Ma se tu ti nascondi, se tu scappi, se tu non vigili, se tu vai in una direzione che Dio non vuole, come sarai onorato? Come le persone dicono, wow! Sai che cosa dicono le persone a me? Tu sei ancora là? Tu sei ancora qua, Gabi? Tu sei ancora in questa chiesa, Marinei? Tu sei ancora qua, Catinha? Tu sei ancora qua, Giacomo? Tu sei ancora qua, Giordano? Dov'è Giordano? È andato via. Tu sei ancora qua, Rosy? Tu sei ancora qua, Tainara, Alberto, Natalia? Tu sei ancora qua? La chiesa ha preso fuoco, questa chiesa ha preso fuoco. Siamo usciti, andati in capannoni, usciti, tornati, rimasto senza luogo, andato, tornato, abbiamo vissuto un caos. Questa chiesa ha vissuto delle provazioni mai viste. Un deserto, uscito dal deserto, entrato nel deserto, uscito nel deserto. Ma tu sei ancora qua. E le persone guardano, wow! Ti ho visto in 2005, tu eri lì, ti ho visto in 2006, tu eri lì, ti ho visto in 2007, tu eri lì. Perché è questo che Dio farà a coloro che vinceranno, a coloro che vinceranno, a coloro che vinceranno, non a coloro che molleranno, si nasconderanno o piangeranno addosso per una piccola parola detta. No. Dio vuole insegnarci ad essere di nuovo posizionato in Lui, di nuovo guerrieri in Lui. Esiste un tempo di battaglia, esiste la fine dei tempi, è la fine dei tempi, ma come noi ci comportiamo nella fine dei tempi?
come noi ci comportiamo nella fine dei tempi. Ti do una soluzione pratica. Ho scritto, penso che questa predica che ho più scritta. Non sapevo neanche come predicare questa predica. Non so neanche come predicare fino adesso, di verità. Oggi voglio darti delle soluzioni pratiche per risolvere le situazioni. Perché oggi c'è i coach, vero? Eu non sono un coach. Ma a volte esistono tante cose che noi non capiamo e che noi molliamo e che noi pensiamo non c'è soluzione. Tuo figlio non vuole venire in chiesa, cosa fai? Lo picchi? No. Lo fai venire? Lo trascini? Tuo figlio non vuole venire in chiesa. Questo è un combattimento? Questa è una guerra? Non pensare che tuo figlio si alza la mattina e non vuole più venire in chiesa. Non pensare che sia una Questo è un combattimento. E tuo figlio non vuole venire più in chiesa, cosa fai? Qualcuno lo sa cosa fare? Dimmi João. Porti. Tuo figlio non vuole più venire in chiesa, tu porti la chiesa a lui. Satana usa di strategie contro la chiesa. Tu devi usare le tue strategie contro il diavolo. Non mollare quando tuo figlio non può più venire in chiesa. Il tuo figlio non vuole venire in chiesa, prendi tutti questi giovani e porti a casa tua. E ti venite a casa mia a fare un culto qua. Venite a casa mia a mangiare un panino caldo com mio figlio. Ma non mollare. Non pensare, il mio figlio non vuole venire, nessuno lo porta in chiesa, nessuno viene a parlare con lui, porta la chiesa a lui. I tuoi figli non leggono la Bibbia. Cosa si può fare? I tuoi figli non leggono la Bibbia, cosa si fa? Io ho detto una volta a una ragazza che ha detto, guarda, mio marito non vuole, ho cercato di leggere la Bibbia con lui, non vuole convertirsi, non vuole fare niente. Eu ho detto, sai cosa fai? Esistono cose pratiche che oggi noi a volte pensiamo, cioè, deve venire qua i pastori e schiacciare i demoni di lui. No, io ho detto, tu prendi ogni giorno, apri la tua Bibbia, prendi Salmo 91, prendi Salmo 23, prendi Salmo 121, 125, qualsiasi versetto della Bibbia e cominci a attaccare su tutta la tua casa. Quando lui va aprire il frigo, lui vedrà colui che abita nel sconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando ele vai lá no quarto dele, vai ver, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quando ele vai no banheiro, no espelho do banheiro, diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Posiciona-te dentro da tua casa. Non smettere di combattere quando tuo figlio non vuole venire, quando tuo marito non vuole venire, quando le cose cominciano a raffreddare dentro la tua casa, comincia a agire come se fosse una pasta dentro la tua casa. Dici, io non mollo questo, io farò ritornare mio figlio di nuovo in chiesa. Amém, Rose? Inimigo porta tristeza. Sai che oggi noi abbiamo una tassa enorme di persone che sono in depressione. Ma la parola di Dio dice che o Spirito Santo abita in mezzo alle lodi. Ti immagini tuo figlio triste, chiuso in una camera, tuo marito chiuso, a tua moglie piangendo. Tu metti una canzone di lode al Signore. Tu metti una canzone di gioia al Signore. Noi siamo uno in te. Eu penso che cambierà l'ambiente della tua casa. Non mollare. Non mollare. Posizionati, direzionati e sei vigilante. Perché il nemico vuole zittire la tua voce. Il nemico non vuole che tu canti
in mezzo alla tua guerra. Il nemico non vuole che tu continui in mezzo alla tua guerra. Quel giorno che mi è successo questo e che io ho avuto veramente un confronto con il diavolo. E vi racconterò quando andremo a ritiro, voglio raccontarvi lì. Io tremavo. In 10 minuti io ho avuto febbre. Enrico è arrivato, eu stavo bruciando di febbre. Ho chiamato Benjamin e ho detto prega per me. Ho chiamato Benjamin e ho detto prega per me. Perché a volte noi non capiamo cosa è che il regno dell'inferno vuole fare contro la nostra vita. E noi pensiamo che noi siamo qualsiasi persona. E tu non sei qualsiasi persona. Tu non sei qualsiasi persona. Tu non sei, il nemico vuole desanimarti, il nemico vuole distruggerti, il nemico vuole metterti nei luoghi sbagliati, il nemico vuole farti andare in direzioni sbagliate, il nemico vuole che tu scappi del proposito di Dio, il nemico vuole che tu smetta di lottare in mezzo alla tua guerra. Ma oggi Dio vuole portarti chiarezza. E almeno quando succede qualsiasi cosa che comincia a desanimarti, a frustrarti e allontanarti dalla presenza di Dio, che tu almeno dia un'opportunità a Dio di aprirti gli occhi, che tu possa vedere, chiama il gruppo di lode qua, che tu possa vedere cos'è che il nemico sta facendo, che tu possa capire cos'è che il nemico sta facendo. E dopo a campo io avevo tanta paura, perché lo so che Dio ha riempito i nostri giovani fino a traboccare, ma io so che il nemico sarebbe alzato, e si è alzato. Ma gloria a Dio, Dio ha messo delle sentinelle intorno ai nostri giovani. E io ho detto a una giovane questa settimana: tu pensi che io mollerò? Tu pensi che il diavolo vincerà na tua vita? Non vincerà. Non vincerà. Perché di una cosa sono sicura. Io combatterò fino alla fine contro l'inferno. Perché io lo so che Dio ha una chiamata per te. Tu oggi guarderai la tua guerra. Guarderai negli occhi la tua guerra. E dirà: Satana, io non smetterò di lottare. Satana, io non smetterò di combattere. Satana, tu non mi frustrerà. Satana, tu non distruggerà quello che Dio ha preparato per me. Perché io uscirò vittorioso dalla mia battaglia. Io uscirò vittoriosa dalla mia battaglia. Io uscirò con i piedi, con la faccia alzata. E non uscirò umiliata dalla mia guerra. Dio dirà: eccolo, Andrea ha vinto, la Deise ha vinto, Giacomo ha vinto, la Gilda ha vinto, la Zilda ha vinto. Dio dirà questo. Ma per questo noi dobbiamo capire che esiste una guerra contro la nostra vita, contro la nostra casa, contro la nostra famiglia, contro il nostro ministero, contro la nostra chiesa. Perché se tu sei troppo prezioso per l'opera di Dio, tu sei troppo prezioso per l'opera di Dio, tu sei troppo prezioso per questa chiesa. Tramite la tua vita tante cose succederanno, tramite il tuo ministero tante cose, tante barriere cadranno, tante catene cadranno. Tramite ciò che tu farai in questo luogo, Dio salverà tante vite. E per questo il diavolo vuole fermarti. E per questo il diavolo combatte contro la tua casa e contro la tua famiglia. E per questo il diavolo ti perseguita. Ma oggi noi siamo qua per dichiarare che noi non smetteremo di lottare. Oggi noi siamo qua per dichiarare che Satana ha perso. E il Dio dell'esercito ci farà vincere la nostra battaglia.
E Dio dell'esercito combatterà per noi. Il Dio dell'esercito che sta innalzando un esercito in questa chiesa non ci lascerà da solo. Domenica scorsa ero distrutta. Ho detto, Dio, dammi una settimana tranquilla. Signore, dammi una settimana tranquilla, Signore, di riposo. Dammi una settimana leggera, Signore. Ma Dio non era questo. Quando l'ho visto stavo andando a salvare qualcuno. Un altro giorno stavo andando a pregare per qualcuno. Perché non è tempo di fermare questo che lo Spirito Santo ha ministrato nel mio cuore. Non è tempo che tu ti fermi. È una guerra. Non è tempo che tu ti fermi perché è una guerra. Non è tempo che tu ti fermi, Giulia, perché è una guerra. Non è tempo che tu ti fermi, Guilherme, perché è una guerra. Non è tempo che tu ti fermi, Singhi, perché è una guerra. Bruno, è una guerra. Non è tempo che tu ti fermi. Il diavolo ha messo una trappola contro la tua vita. Ma nel nome di Gesù, in mezzo a questa tempesta, in mezzo a questo deserto, vita si salveranno e il nome del Signore sarà glorificato, perché tu uscirai di questo luogo con la testa alzata. Tu uscirai con la testa alzata. Io ti invito ad alzare in piedi in questo momento. Alleluia. Hoje eu te chiedo come va la tua famiglia, come va il tuo percorso con Dio, come va la tua casa, come va il tuo matrimonio, come vanno con i tuoi figli, come vanno con le tue finanze, come vanno con la tua prosperità, come vanno con il tuo lavoro, come va? Forse non sei dove vorresti adesso, ma comincia a guardare oggi con gli occhi da guerriero. Comincia a guardare oggi con gli occhi che Paolo ha guardato. Non mi muovo di qua, perché se Dio mi ha messo qua, esiste un proposito. Non scappo da qua, perché io so che esiste qualcosa da fare qua. Finché Dio non mi ha detto, io non lo faccio. Finché Dio non mi ha mandato, io non mi muovo. Finché Dio non mi ha urlato, vai Andrea, io non vado. Non fare un passo lontano dalla direzione di Dio. Non fare un passo fuori dalla direzione di Dio. Perché nella volontà di Dio è difficile. Fuori dalla volontà di Dio è distruggente. Fuori dalla volontà di Dio è insopportabile. Fuori dalla volontà di Dio noi siamo distrutti. Io voglio pregare per la tua casa. Io voglio pregare per la tua famiglia. Io vorrei che tu, se tu hai bisogno, se tu stai vivendo una guerra che tu non stai capendo in questo momento, tu venissi qua, che i pastori, i presbiteri pregheranno per voi. Esiste una guerra nella tua casa, esiste una guerra per la tua vita, esiste una guerra per la tua famiglia. Finché la Lodi canterà questa canzone, ti invito a venire qua e dichiarare insieme a me: io non smetto di lottare. In mezzo alla mia guerra, io non smetto di lottare. In tempo di guerra, non smettere di lottare. Io voglio invitarti a venire qua davanti e a dichiarare questo: Signore, io sono qua. Io sono qua perché la guerra che io sto vivendo, forse non le sto capendo, ma io sono qua per dichiarare: io non smetto di lottare. Io sono qua per dichiarare: io non smetto di lottare. Alleluia, Signore. Riconosco
Chiedo ai leader dei giovani di pregare per i giovani. Ciò che voglio è solo adorare, io mi arrendo a te, riconosco che sei il Signore, qui davanti a te. Non smettere di lottare. Ciò che voglio è solo adorare Yahweh, El Shaddai. Non smettere di lottare. Dio non ti ha chiamato per scappare. Deus não te chamou para fugir. 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 Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio, io mi arrendo, io mi arrendo. Riconosco. Qui davanti a te, ciò che voglio adorare. Dichiari a te, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, io mi arrendo a te. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare, io mi arrendo a te. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Yahweh, El Shaddai. Il diavolo non si aspettava questo. Il diavolo non si aspettava questo.
O diabo não esperava isso. Il diavolo non si aspettava questo. O diabo não esperava isso. Il diavolo non aspettava questo. O diabo não esperava que você estivesse aqui neste lugar nessa Il noite. diavolo non si aspettava che tu venissi qui questa sera. O diabo não esperava que você tivesse força para lutar. Non si aspettava che tu avessi forze per O lottare. diabo não esperava que em meio a guerra e tempestade Non si aspettava che in mezzo a guerra e tempestà você continuasse clamando o nome do Senhor Jesus. tu continuassi a clamare il nome di Gesù. O diabo não esperava Il diavolo non aspettava que em meio a prisões, che in mezzo a prigioni, que em meio de tempestades, in mezzo a tempeste, você estivesse aqui neste lugar, tu fossi qui in questo luogo, declarando que você não vai parar de lutar. dichiarando che non ti smettere, non fermerai di O diabo lottare. não esperava. Il diavolo non si aspettava. O diabo não esperava Il diavolo non si aspettava que dentro de você che dentro di te tivesse uma força tão grande, ci fosse una forza così grande, ao ponto al punto de prisões se abrirem di prigioni che si aprivano com o poder do teu louvor. con il potere della tua lode. O diabo não se esperava Il diavolo non si aspettava que ainda tivesse voz dentro de você. che ci fosse forza dentro di te, Oh, porque Deus te chamou para propósito específico. perché Dio ti ha chiamato per un proposito Então não specifico. fugir da presença dele, Quindi non fuggire dalla sua presenza, não escapar da presença dele, non fuggire dalla sua presenza, não correr da presença dele. non corri dalla sua presenza. Está doendo. Fa male, Tu está sentindo preso. ti stai sentendo imprigionato. Existe propósito aí. Esiste un proposito lì, Existe propósito nessa nação. esiste un proposito in questa Existe nazione, propósito com a tua vida. esiste un proposito sulla tua vita E Deus te trouxe aqui e Dio ti ha portato qui para declarar: per dichiarare: não, no, pare non smettere de lutar. di lottare, Não, non pare smettere de lutar. di lottare, Não, non pare smettere de lutar. di lottare. Existe propósito Esiste un proposito muito maior do que você pensa. molto più grande di quello che pensi, Muito maior do que você pensa. molto più grande di quello che pensi. Existem vidas. Existem vidas Esistono vite esperando che aspettano quem você é no reino de Deus. che tu sei nel regno di Dio. Existem vidas Esistono vite esperando che aspettano o teu posicionamento no reino de Deus. la tua posizione nel regno di Dio. Vidas Esistono vite chorando, che piangono, que não sabem che non sanno para onde ir, dove andare, esperando aspettando o teu il posicionamento tuo posizionamento na obra de Deus. nell'opera di Dio. Então não pare, Quindi non smettere, não pare, non smettere, não pare, non smettere, não pare, non smettere, não pare de lutar, non smettere di lottare, pare de lutar. non smettere di lottare. Fascioni ferita, ogni guarigione, mentre ti adoro, spesso mi catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, fascioni ferita, ogni guarigione, mentre ti adoro, spesso mi catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, fascioni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, spesso mi catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, fascioni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro,
Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Em nome de Até que o Jesus. Senhor venha, eu vou clamar até que o Senhor venha. eu não vou descansar, até que o Senhor venha. Nós esperaremos de Jerusalém. Diante. Até que o Senhor levou, até que o Senhor Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou passar a minha vida Diante. de amar. Vamos cantar assim. Em nome de Jesus. A terra clama. Veni. La terra chiama, Na terra chiama, oh, la terra chiama, chiama, chiama. Vogliamo vedere il cielo qui. que sia hoje, que sia adesso, vieni versa il tuo spirito, che sia hoje, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito, che sia hoje, Sia adesso, vieni versa il tuo spirito. che sia hoje, Che sia adesso, vieni versa il tuo spirito. che sia hoje, Sia adesso, vieni versa il tuo spirito. che sia hoje, Sia adesso, vieni versa il tuo spirito. che sia hoje, Sia adesso, vieni versa il tuo spirito. Che sia oggi, Che sia adesso. vieni versa su di noi. Sia che sia hoje, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito, che sia hoje, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito, che sia hoje, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito, che sia hoje. sia, tu che sei pieno dello Spirito Santo di Dio, che Que sia sia hoje, que sia adesso,
vieni versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito, che sia oggi. Che sia oggi, che sia adesso, vieni versa. Che sia oggi, vieni versa. Vieni. Nella potenza dello Spirito Santo la depressione non resistirà. Nella potenza dello Spirito Santo tutto pensiero di suicidio cadrà per terra nel nome di Gesù. Nella potenza dello Spirito Santo avrà salvezza oggi qui, domani nella tua casa. Nella potenza dello Spirito Santo di Dio. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare, ignare te. Riconosco che immagini in quella prigione, tu immagini la tua prigione in questo momento. Gesù dice: spesso ogni catena sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, faccio ogni verità, porti guarigione, mentre Gesù dice così: io spesso ogni catena distruggo ogni laccio, mentre mi adori, mentre fascio ogni ferita, mentre ti adoro.
voglio adorarti che vorrei che non finissero. Girati verso la persona che è vicino a te per terminare questo momento e dichiara questa cosa a lei. Ogni lotta che tu stai passando, ogni battaglia che tu stai passando, ogni tentativo di Satana di affondare la tua vita è già vinto nel nome di Gesù. È già vinto nel nome di Gesù. È già vinto nel nome di Gesù. Amen. Tu credi questo? È già vinto nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Dobbiamo terminare questo culto, ma vi chiedo ancora qualche minuto di pazienza. Stiamo cercando di decidere chi farà gli avvisi questa sera. Vi chiedo di sedervi qualche minuto, se si possono accendere le luci. Amen, dobbiamo dare qualche avviso delle prossime settimane, per le prossime settimane. Il primo è quello di domani mattina alle 9 di mattina. Tutti gli uomini sono convocati qua per il nostro primo Be-Brazer, il nostro primo culto degli uomini. Amen, facciamo sentire gli uomini un po' di gioia per questo primo Be-Brazer degli uomini domani alle 9. Puntualissimi. Perché puntualissimi? Perché bisogna essere sempre puntuali, se no mi arrabbio, ma anche perché dobbiamo finire tutto quanto massimo entro le 10:30, perché poi alle 10:30 dobbiamo cominciare a fare la carne, che a mezzogiorno e mezza ci sarà la grigliata della nostra chiesa. Anzi, vi chiedo un grandissimo piacere, so che abbiamo già passato un po' l'ora, ma tutti gli uomini che si possono fermare qua un attimo a dare una mano per sistemare un attimo la sala, portare qua già i tavoli e lasciare già tutto pronto per domani, vi chiedo questo piacere. Vi ringrazio tantissimo perché so che state già compiendo il proposito ancora prima che io chiedessi questa cosa qua. Quindi domani Be-Brazer alle 9 e alle 12:30 c'è la grigliata. Prossimi avvisi. Sul lago il 15 agosto, tutti i giovani alle 9 di mattina, giornata sul lago per tutti i giovani e teens, giusto? Benissimo, applausi. Penso che la Stefani non mancherà per quanto ha battuto le mani. Prossimi avvisi. Be-Brazer 21, nostro culto delle donne. Nostro colore del mese è il salmone, non deve venire vestita. Tutti con i colori di Alberto. Prossimo. Iscrivetevi al nostro. Voglio lasciarvi una informazione. È un ritiro. Non sarà qua in chiesa. Perché alcuni non hanno capito che non era qua in chiesa, sarà in montagna, 3 giorni là, riposo, crescita, guarigioni, sarà un momento bellissimo.
Amen. Tutti i culti, quindi Be Brave, sono stati presentati. Prossimo avviso. Cinefusion. Che abbondanza! Domenica 25 agosto qua in chiesa c'è il Cinefusion per giovani e teens, per i nostri Bifusion. Per i nostri Bifusion. Per il nostro gruppo Fusion, che tra un po' cambierà il nome. Vai, prossimo avviso, facciamo veloce perché abbiamo già passato l'orario. 8 settembre, veramente siamo gioiosissimi di fare questo annuncio. L'8 settembre alle 9 ci sarà il nostro secondo battesimo di quest'anno. Tenetevi questa giornata libera, non soltanto chi si dovrà battezzare, ma anche chi non si dovrà battezzare, perché passeremo come ogni anno tutta la giornata al lago insieme come chiesa, vivendo l'essere uno in Cristo, facendo una grande festa per queste persone che hanno deciso di consegnare la loro vita a Gesù. Come lassù nei cieli ci sarà festa, qua giù in terra ne faremo altrettanta, quindi non mancate in questo appuntamento. Sarà l'ultima domenica di vacanza per chi va a scuola, l'8 settembre, tutta la giornata al lago, la passeremo lì e festeggeremo i nostri battesimi di quest'anno. Amen. Dovrebbero essere finiti gli avvisi. Vi chiedo di alzarvi ancora un momento in piedi, perché so che aspettavate con ardore, con fervore il momento delle decime, delle offerte. E c'è in casa, bravissimi, c'è in casa mercoledì 14, quindi questo mercoledì sui vari gruppi i vostri leader vi diranno dove, quando sarà, tutto quanto, vi organizzerete. Chi ancora non è nei gruppi degli in casa, fatecelo sapere, perché vogliamo inserirvi anche a voi, così che tutti quanti possiate partecipare. Per il momento abbiamo uno in casa in zona centro, al Saval, uno a Porto San Pancrazio, uno a Bussolengo per la zona lago, Cadi David per tutta quella parte della bassa veronese e a Ronco all'Adige per Verona Est, ok? Quindi dove siete cercateci, che vi indirizzeremo per il vostro in casa preferito no, ma quello in cui sarete più vicini. Facciamo una preghiera per le decime e per le offerte, siamo stanchissimi, ma abbiamo ancora la forza di cantare una lode al Signore portando le nostre offerte al Signore. Tu che vuoi fare la tua offerta col POS, col bancomat, ci sarà la missionaria Katia là dietro, eccola là che è pronta, e se no, se vuoi portare la tua offerta così non c'è nessun problema. Se non vuoi portare la tua offerta, non preoccuparti, Dio ama un donatore gioioso. Questo è quello che il Signore vuole da ognuno di noi, che abbiamo gioia nel poter offrire la nostra offerta a Lui. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento portiamo a te le nostre decime, le nostre offerte, la nostra primizia, Signore, questa forma di adorazione che oggi vogliamo portare a te. E io ti chiedo, Dio, che queste offerte possano servire al meglio per la crescita, per il prosperare di quest'opera, Signore, non per inorgoglirsi, ma per raggiungere più anime in questa terra. E ti chiediamo anche, Signore, di benedire ogni famiglia qua presente e qua rappresentata nel nome di Gesù. Amen. Per brillare la tua luce, cambiare la storia nei nostri cuori, ardi la fiamma della tua passione. Un solo popolo, un solo servirti, Signore, e niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno, la tua croce porteremo, ovunque andremo, Cristo
siamo uno, in te noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno, in te noi siamo uno, in te, ancora una volta noi siamo il tuo popolo, noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno, in te noi siamo uno, noi siamo uno, in te. La Chiesa dichiara! E niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno, la tua croce porteremo, ovunque andremo. Cristo, Re, il mondo ti conoscerà, noi diffonderemo la tua salvezza. Amen. Dopo il culto ci sarà una Macedonia, giusto? Ci sarà la Macedonia questa sera da mangiare, quindi non andate via, mangiamo qualcosa di fresco insieme. Volevamo anche rendervi partecipi, no? Di come stanno venendo investiti oggi le entrate, le offerte della nostra Chiesa. Non è una cosa che facciamo solitamente, ma è un progetto di cui già abbiamo parlato con gli operai, con i leader, che è quello di cominciare una chiesa per bambini. Quindi tutte le entrate che stanno entrando oggi in chiesa, non solo oggi ma in questo periodo, vogliamo investirle in questo progetto che sarà la chiesa dei bambini. Non sarà l'aula come la stanno facendo adesso, la lezione come stanno facendo adesso, ma è un culto vero, come noi abbiamo il nostro culto qua che benedice le nostre vite. Allo stesso modo noi vogliamo che anche i nostri bambini imparino ad adorare il Signore e a sentire la presenza di Dio. Crediamo che questo sia possibile, abbiamo già visto frutti di questo e vogliamo cominciare a metterlo in pratica. Quindi è in questo modo che oggi stiamo cercando di investire le offerte, le decime di tutti quanti noi per il regno di Dio. Amen. Basta? Tanti auguri. C'è stato qualcuno che ha compiuto gli anni questa settimana? Nessuno ha compiuto gli anni durante l'ultima settimana? Tutti quanti vogliono nascondersi, quindi in estate non compie gli anni nessuno. Visitanti di oggi, abbiamo Marcello, giusto? Marcello è qua con noi, Battista, amico di Gilles, insieme a sua moglie Isabelle. Ok. Cosa può dire la Chiesa per ricevere i nostri visitanti? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Se qualcuno può andare a dare un abbraccio a Isabella, a Battista, anche un abbraccio a Marcello qua sulla fascia sinistra del rettangolo di gioco per ok, dovremmo essere veramente alla fine. So che Battista e Isabella torneranno in Francia, no? Quindi non saranno più qua con noi, chi lo sa, profetizziamo nel nome di Gesù che tornerete per restare. E Marcello, sei benvenuto oggi, sei benvenuto quando vorrai venire. Il nostro desiderio sempre per i nostri visitanti è che tu possa uscire di qua con un po' di questo Spirito Santo che ci ha fatto compagnia oggi. Amen. Che Dio possa benedire allora le nostre vite, che Dio possa benedire la settimana di tutti quanti noi, che Dio possa essere la nostra forza in mezzo alle lotte che vivremo in questa settimana e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo il nostro Signore e che lo Spirito Santo di Dio possa abitare in tutti quanti noi e come uno in Cristo possiamo dire Amen. Chiedo agli uomini